Ottenevano la patente senza eseguire alcun esame. Nel mirino della Polizia Stradale del Veneto è finita un'autoscuola trevigiana. In pratica, per far superare gli esami ai candidati, avevano pensato ad uno stratagemma semplice ma efficace. Sostituivano gli esaminati con altre persone sfruttando la tecnica del travestimento e anche delle somiglianze somatiche. Nell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Gasparini sono stati iscritti nel registro degli indagati 31 persone. Un collaboratore dell'autoscuola è stato invece arrestato. Gli organizzatori del disegno criminoso avevano architettato diversi raggiri per bypassare il controllo all'esame documentale nelle motorizzazioni. Talvolta rimuovevano le fotografie nei certificati medici e nei documenti d'identità dei concorrenti, applicando quelle del potenziale sostituto, soggetto già munito di patente di guida ed esperto del codice della strada, che si presentava all'esame senza destare sospetti. Medesimo piano anche per l'esame di guida, con abili ed esperti alla conduzione dei veicoli che si recavano alla prova pratica al posto del candidato, travisandosi sino al punto di tagliarsi i capelli o farsi crescere i baffi o indossare parrucche per assomigliare al vero concorrente, traendo quindi in inganno l'esaminatore. I candidati ottenevano così la patente. Si tratta per lo più di giovani stranieri che versavano all'agenzia 2.500 euro. Il collaboratore arrestato era stato scoperto il 5 maggio del 2017, quando presso la motorizzazione di Roma si era sostituito ad un candidato utilizzando documenti falsi. Nella sua abitazione la polizia ha trovato telefoni, schede cellulari, personal computer, stampanti professionali, nonché numerose fotografie del soggetto con parrucche e baffi ed anche certificati medici e timbri e carte d'identità in bianco. Sequestrate tutte ovviamente le patenti di guida conseguite illegalmente.